Nuotiamo insieme a Caorle sfora la soglia dei 900 iscritti, consolidando così la sua leadership di manifestazione di nuoto in acque libere più partecipata d'Italia. Grande festa nella cittadina balneare veneziana per l'evento organizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Nuoto, che da 15 edizioni porta sulla spiaggia di Levante, nei pressi del Santuario della Madonna dell'Angelo, nuotatori di tutte le età e da tutta Italia. Anche quest'anno abbiamo superato i 900 iscritti nelle diverse gare in programma, quindi assolutamente un successo notevole per una manifestazione che ha il piacere e l'orgoglio di mettere insieme nuotatori di tutte le categorie, di tutte le età, uniti semplicemente dalla passione per il nuoto. Un grande evento di sport selezionato insieme ad altri 4 in Italia per le qualificazioni alla traversata dello Stretto di Messina, gara a cui parteciperanno gli atleti master Nicola Nisato dei nuotatori veneziani e Martina Benetton della Società Natatorium Treviso, medaglie d'oro nelle gare dei 5.000 metri. Ma notiamo insieme anche uno straordinario esempio di integrazione nel segno dello sport, in particolare nelle gare dei 600, 1300 e 3.000 metri del trofeo Alba Chiara, promosso dall'omonima società, che vedono gareggiare insieme in acqua nuotatori disabili e normodotati. La chiamiamo appunto insieme perché non vogliamo parlare di disabilità. Il ragazzo con la disabilità è un ragazzo che deve vivere la vita assieme a noi normodotati. Ecco che allora la cosa si completa nello sport, si completa nel stare insieme, si completa nel divertirsi insieme. Sport e solidarietà in un fine settimana di festa che vede impegnata tutta la città di Caorle, non solo scenario ma vero e proprio protagonista di Nuotiamo Insieme. Abbiamo la partecipazione per il corretto svolgimento naturalmente di tutte le forze dell'ordine e di polizia, del consorzio Arenili, di associazioni sportive legate alla vela che ci danno una mano. Soprattutto però l'ambito più importante è il rapporto che abbiamo creato con la Federazione Italiana Nuoto, ormai consolidato a 15 anni, che sta portando avanti questo evento che da 15 anni si svolge solo e unicamente a Caorle con questi numeri, per cui il massimo coinvolgimento che troviamo e sul quale l'amministrazione comunale confida che si possa anche proseguire è proprio legato anche a questa potenzialità. Nuotiamo Insieme a Caorle non solo porta avanti i valori dello sport, ma promuove anche la qualità dell'offerta turistica delle spiagge venete. È una località turistica nel pieno dell'estate in cui ci sono tanti spettatori anche fra i semplici turisti che sono presenti, quindi un'opera di divulgazione di quello che è la cultura del nuoto anche in acque libere, del nuoto aperto a tutti. Un ringraziamento alla FIN, all'Associazione Alba Chiara e a tutti coloro i quali in questo fine settimana si stanno adoperando perché lo sport, il nuoto in questo caso, ma anche la promozione, il turismo, quindi per tutti i nostri turisti che oggi sono qui e possono vedere questa bellissima manifestazione, possano portare a casa qualcosa di importante dalla nostra regione e dal litorale veneto.